Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano per l'8ª lezione di radioanestesia basic. Quindi oggi vedremo il circuito per ricercare le frequenze e le onde di forma Bovis. Quindi da come avete visto inizieremo questa lezione, però prima vi chiedo di iscrivervi al canale De Gade Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo un percorso esoterico. Le entrate gratuite possono venire tutti. Bene, riprendiamo un po' la nostra lezione basic di radioestesia. Qui vedete il classico quadrante radiostesico per la valutazione. Per chi è la prima volta che vede questa pillola, ce ne sono altre 7, questa è l'8ª, in cui spiego come usare questo quadrante di radioestesia per la valutazione, che è quello basic, cioè quello per il sì e per il no, e si può scaricare gratuitamente nel sito ilcapitano.altervista.org. Vi ripeto anche che quello che uso io è un pendolino di ottone molto particolare, perché vedete ha la possibilità all'interno di inserire un elemento del testimone. Vedete, non tutti i pendolini hanno queste caratteristiche, perché ci sono vari pendolini, chi in metallo senza questa possibilità, chi in ferro, chi in pietra, in legno e via dicendo. Quindi questo è già un pendolino un po' evoluto in ottone. L'ottone è molto, come si dice, potente e assorbente della scia energetica del testimone. Questo posto qui praticamente si usa per inserire il testimone, che può essere una fotografia, un nome e cognome e una data di nascita scritta su un foglietto di carta, o un cappello, un pezzettino di unghia, oppure un batuffolo di ovata imbevuta di saliva del testimone. E generalmente questo qui è il circuito base, ripeto, lo si può trovare nel sito capitano.altervista.org nei vari ebook gratuiti da scaricare. E generalmente si posiziona quel testimone e si fa la domanda. Oggi però vedremo un circuito nuovo per chi è alle prime armi con la radioestesia, e questo circuito è il circuito radiostesico, cioè è il quadrante radiostesico per la ricerca della frequenza Bovis. Vedete questo circuito qui, questo quadrante qui, che si trova gratuitamente nel sito capitano.altervista.org. Queste sono delle frequenze. In questo caso qui questo circuito arriva fino a 24.000, ma di solito i circuiti arrivano fino a 18.000, e diciamo che la frequenza da 0 a 6.000 praticamente è una frequenza che sul corpo umano rappresenta delle malattie. Diciamo che da sotto i 2.000 c'è la morte, e da sopra i 2.000 ai 6.000 c'è la malattia di vario tipo. Dai 6.000 ai 10.000 c'è un'energia fisica col benessere, diciamo che sia nel benessere. Da 10.000 a 13.000 più o meno c'è un'energia forte aurica eterica, e poi in avanti ci sono delle energie molto potenti e spirituali. L'importante sarebbe sempre non in un certo senso misurarsi, farsi sempre misurare da persone esperte del ramo, radiostesisti di qualità e di come si dice, esperienza, perché molte volte quando noi ad esempio misuriamo noi stessi siamo sempre un pochettino abbondanti. Poi una persona per iniziare potrebbe iniziare a misurare la macchina, qualsiasi cosa si può misurare con il quadrante radiostesico per la ricerca Bovis, e si può iniziare a fare delle esercitazioni. Vi ricordo anche che ad esempio in una coppia marito e moglie non ci deve essere una differenza di più di 1500 Bovis, per il semplice fatto che se no ci sono delle discrepanze e non c'è armonia nella coppia. Infatti io ho visto parecchie coppie che magari la moglie era su 9000 e il marito sotto i 6.000, non era malato, ma il marito era una persona molto materialista, o viceversa. Quindi chiaramente bisogna sempre cercare anche un equilibrio di Bovis nella coppia, quindi bisogna sempre ad esempio stare nel range di 1500. Se lui o lei è 8.000 non bisogna superare i 10.000 e neanche scendere sotto i 6.000 o 5.000, per dirla tutta. Bene, facciamo un esempio, mettiamo qui un testimone, in questo caso qui non c'è nessun testimone, ma è solo una pillola didattica, teorica, e chiediamo ad esempio quanti Bovis ha
la mia macchina. E vedete? Ad esempio, in questo caso qui, la mia macchina ha tantissimi bovis. Ma perché questo? Perché può essere anche che la macchina è di seconda mano e che chi la guidava è una persona con i bovis alti e ha impregnato la macchina. Quindi ci possono essere macchine che hanno tanti bovis, ma ad esempio auto che hanno pochi bovis, perché magari la persona che la guidava prima era un grande materialista, magari era anche una bellissima macchina, ma può capitare. Questo è un esempio. Si possono misurare anche i bovis delle case, qualsiasi cosa, di una mela, di una pera, di un tavolo, qualsiasi cosa che voi volete. Generalmente però si misurano i bovis delle persone per vedere soprattutto come sta a livello fisico e psicofisico. Bene cari amici, questa è una piccola pillola didattica, come vi ho detto. Questo è il quadrante radiostesico per la ricerca della frequenza bovis. Il vostro marietto farà altre pillole, ma è solamente una pillola introduttiva per incominciare a conoscere che esiste questo quadrante, che è molto importante. Poi un'altra cosa molto importante che ho sentito sul web, ed è una grande favola: i bovis non si possono alzare perché sono attaccati e collegati al karma. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona karmicamente può avere massimo 8100 bovis, anche se ne ha 8000 non potrà mai salire 9000, anche perché sarebbe come mettere dentro l'acqua di una piscina dentro un lavandino di un giardino. Prima o poi la cosa si spacca ed esce fuori misura. Quindi i bovis non si possono alzare e innalzare perché sono collegati intrinsecamente al karma delle persone. Quindi se una persona avrà un buon karma, avrà anche dei bovis che salgono di conseguenza. Se avrà un cattivo karma, non c'è santo che tenga, ma i bovis scenderanno. C'è poi anche il caso che chi nasce che ha un buon karma, però purtroppo in questa vita se li gioca male, e in questo caso qui invece i bovis possono scendere. Cioè salire è difficilissimo, scendere è facilissimo. Poi un'altra cosa importante: ci sono dei circuiti radionici molto potenti che purtroppo la gente non ha ben afferrato, che non sono una benedizione, possono essere anche praticamente pericolosi perché bruciano il campo eterico di una persona, ma questo ne parlerò nelle prossime pillole. Bene cari amici, per il marietto, per questa pillola, l'ottava pillola è tutto. Vi ricordo che voi potete usare qualsiasi tipo di pendolino con cui vi sentite alla mano e sensibile, e quindi magari se non avete di ottone potete avere anche un bottone con un filo di nylon e va benissimo, o uno spaghetto. Io ho iniziato con un sassolino e uno spago e andava benissimo. Grazie cari amici e alla prossima. Il vostro marietto vi chiede di iscrivervi al canale, di legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e al lunedì sera alle 20:30 su Telegram. Eventualmente, se volete sfruttare anche l'opportunità di fare domande gratuite, il vostro marietto risponde su il tubo alle 20:30 mercoledì. Grazie e alla prossima, ciao.